Allora, ragazzi, raccontatemi un po' di questa canzone, mi metto in mezzo. Ah, certo. Tra moglie e marito non mettere in mezzo, io mi metto in mezzo ai ball. Come si dice a Mantova? Come si dice a Mantova? In mezzo alle balle come si dice? In mezzo alle balle. In mezzo alle mezzo ai bali. ball? In mezzo alle bali. Cioè, perché non mi in Brianza è... Con la I, in mezzo alle bali. In mezzo ai balli, si balla di tutto. Balli Dal foxtrot agli galli, sì. No, in Brianza è in mezzo ai balli. Vabbè. Anche a Milano. Comunque, Anche a Milano uguale. Certo. Ecco, mezzo e No, mezzo. dicevamo di questa bellissima canzone. Questa canzone è nata proprio nella battaglia di Curtatone, dice, per la Bella liberazione, Curtatone, per la liberazione non solo di Mantova, ma di tutta la Lombardia. Queste battaglie, siamo nel 1848. Certo. Quindi prima eravamo nel 500, adesso siamo andati un po' avanti e siamo sempre però Mantova come protagonista, perché questa canzone è nata lì per la liberazione, quindi Mantova anche lei. 300 volontari. Esatto. Quindi abbiamo voluto scegliere questa come senso di patria, come affetto verso questa città e soprattutto verso coloro che hanno dato la vita per la che nostra hanno liberazione. combattuto, certo. Come spesso dici tu qua, dobbiamo conoscere il nostro passato per vivere bene oggi. Sì, purtroppo molto spesso non lo facciamo, perché magari apprezzeremo anche più cose. Tra l'altro, a proposito di apprezzare cose, Curtatone, c'è mica l'Osteria delle Grazie lì? No, Certo, 2 passi. ragazzi, ma che bontà! Sei andata No, anche lì? cioè, Sei non avete andata idea. anche lì? No, No, ma dai. si mangia... Luisa! Da non me ne- Dio? No, sono andata con la Luisa, mi ha portato lei. Tanta santuario, roba, lei. ragazzi. Sì, c'è il santuario che è bellissimo. Proprio lì c'è questa osteria meravigliosa. Ma che piatti, ragazzi. Marcos, ci Poi andremo fanno anche quelle noi. insalatine col pollo, l'insalata mantovana. No, che è proprio tipica, c'è dentro il pollo, poi Weiner, cos'è che c'è dentro? La Dove? vostra insalata mantovana. Ci mettete pollo, insalatina. Sì, ma quella è una cosa gonzaghesca. Gonzaghesca. Proprio. Sì, Ecco. sì. Il pollo Sono- la De Stefani, Il pollo la De Stefani. Ah, Buona. ecco, insomma, Ecco, ho mangiato il mondo. Anche il cotechino, che bontà. Vabbè, ecco. quello non l'ho Allora, assaggiato. sì. Volevi salutare qualcuno? No, Perché stavi per dire qualcosa? No, volevo dire soltanto una cosa, siccome la mia mamma non c'è più, no vabbè lo sai, lo sappiamo, però la mia mamma faceva sempre tortelle di zucca Ah, sì? alla vigilia di Natale. No. Infatti stavo pure... Ma era mantovana? No, Cioè, di Cremona. Cremona, certo. Però vero, più o meno, certo, sai, certo. lì culturalmente sono vicine le zone, quindi più o meno i piatti erano quelli. Quindi io mi ricordo che alla vigilia di Natale mangiavo sempre questi tortelli di zucca fatti in casa dalla mia mamma, che erano buonissimi. Veramente adesso mi sì. metto Quindi commossa. volevo ricordarla questa cosa perché è un ricordo così della Come mia si chiama la mamma. tua mamma? Germana. Germana, come suor Germana, vedi che cucinava da Dio anche lei. Caramba. Senti, allora ci facciamo raccontare la vigilia di Natale, come si vive, come l'ha vissuta, come la vivi. Immagino la prima volta che l'ascolto, Giancarlo, questa tua poesia, quindi dobbiamo immergerci nel clima prenatalizio, giusto? Proviamo a immergerci. Vai.